Io credo fondamentalmente che dobbiamo parlare, ecco, quello è l'argomento di questa sera, che parlare un pochino di questo paese che ci ospita, che ospita il Veneto, senza essere parte del Veneto, che è l'Italia. E la mia riflessione nasce da un fatto molto semplice. Noi dobbiamo imparare una cosa, dobbiamo imparare a distaccare profondamente la storia del Regno d'Italia dalla storia della Repubblica Italiana. E questa sarà una grandissima premessa per il nostro percorso di indipendenza. Quando nel 2011 celebrarono i 150 anni dell'unità italiana, fecero un immenso sbaglio. Ma perché fecero un immenso sbaglio? Perché i grandi menti, gli storici, così non esistono più, o sono emigrati, sappiamo quanti cervelli in fuga ci siano, o si sono ritirati, sono in pensione. Ma perché? Perché per tantissimi aspetti l'Italia è l'Italia repubblicana che noi tutti conosciamo, in cui la maggior parte di voi siete nati, ma so che la maggior parte sia nata dopo il 1948, e quindi è uno Stato giovane. È uno Stato giovane, è uno Stato che ha vissuto una vita precaria, ma non precaria quanto quella del Regno d'Italia. Il Regno d'Italia, se prendiamo la storia, è una delle esperienze più mostruose della storia dell'umanità. E durante questa esperienza mostruosa che il Veneto ha perso la sua libertà. L'ha persa con un plebiscito che tutti ormai sanno essere una truffa, si votava su schede già firmate, si votava in punta di baionetta, c'è quel baionette dietro. C'è un bellissimo film che vi consiglio di vedere, Leone di Vetro, che adesso è anche acquistabile in DVD, che racconta la tragedia del popolo veneto nel 1866. Perché dico questo? Perché ci sono tantissime differenze tra la Repubblica Italiana nata nel 1948 e il Regno d'Italia nato nel 1861 e vissuto fino al referendum in cui furono chiamati gli italiani a esprimersi sulla democrazia piuttosto che sulla monarchia. Sono tantissime differenze di territorio, il territorio era diverso, di Costituzione, la Costituzione era diversa, di lingua, perché si parlavano ancora di lingue locali, il veneto, il genovese, altre lingue, e l'italiano era quello per cui è stato concepito. L'italiano è stato concepito come lingua d'élite, e prima da Dante, poi da un grandissimo veneziano Bembo nel Cinquecento, che concepì l'italiano come lingua d'élite. Era differente come territorio, era differente come ambizioni. Il Regno d'Italia aveva creato un impero d'argilla, un impero pessimo, il peggiore tra gli imperi creati nell'Ottocento, e aveva ambizioni che non sono mai state realizzate di ogni tipo, ed ha raggiunto la sua stabilità solamente con 20 anni di dittatura fascista, altrimenti c'era l'alternanza di governi peggiore dell'alternanza di governi dell'Italia repubblicana. Era un'oligarchia in cui pochi banchieri piemontesi, massoni e altri personaggi gestivano questo territorio in maniera totalmente incompetente, causando la migrazione, il disastro dei veneti migrati in milioni dopo l'unità, causando le carestie del Polesine, che sono delle carestie causate esattamente come le carestie causate da Lenin e Stalin nell'Unione Sovietica, causando un disastro per questo popolo. Ora, perché dico questo? Queste differenze ci dicono anche una cosa: se noi riconosciamo che si tratta di due stati diversi, non c'è continuità. Se è vero che c'è stato un referendum nel 1866, questo plebiscito, il cui esito naturalmente è stato plebiscitario veramente, cioè veramente a favore dell'annessione al Regno d'Italia, non ha nessuna validità. Non ha nessuna validità, come non avevano nessuna validità i trattati che hanno siglato la Repubblica Serenissima con la Francia al momento dell'arrivo di Napoleone. Perché? Perché la Francia non era più la Francia dei Borbone, non era più la monarchia, Luigi XVI che insieme alla moglie avevano lasciato la testa nel patibolo, e quindi non c'era più veramente nessun vincolo tra la Francia e la Serenissima, e non esiste più nessun vincolo tra il Veneto e l'Italia.
non esiste più. Quindi quello che noi stiamo facendo è semplicemente reclamare per noi la libertà che abbiamo sicuramente ceduto nel 1866 in maniera truffaldina, ma anche se questa maniera non fosse stata truffaldina, non c'è nessun legame, bisogna dire per fortuna, tra il Regno d'Italia e la Repubblica Italiana. Ma naturalmente coloro che vogliono mantenere unito questo organismo che sta morendo, anzi per tanti aspetti è già morto, hanno celebrato questa continuità nel 2011, hanno detto 150 anni di unità d'Italia. Perché l'hanno celebrata? Perché per dare un fondamento alla dittatura che si è trasformata, che è ormai l'Italia. Per cui, per dare questo fondamento, sono andati a cercarsi che cosa? Una vera dittatura, che era stato il Regno d'Italia, una dittatura che ha fatto talmente male al Veneto da, in ogni modo, pensiamo alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, l'emigrazione dei Veneti, allo scempio a cui è stato sottoposto sia un territorio sia le persone che in questo territorio vivono da millenni. Questo per dire dunque che noi dobbiamo confrontarci con una giovane Repubblica Italiana nata nel 1948 che per sopravvivere ha dovuto trasformarsi tante volte fino a cedere alla sovranità dell'Unione Europea, la sovranità monetaria e tutta una serie di altre sovranità. Ormai si è controllati in ogni modo dall'Unione Europea. Ha dovuto sviluppare un'inflazione negli anni 70-80 mostruosa per mantenere un certo tenore di vita ed è ormai alla fine, è giunta alla fine del suo cammino. È giunta alla fine di questo cammino perché la Costituzione italiana del 1948 non ha saputo vedere le differenze tra i popoli che compongono l'Italia, come invece un'altra Costituzione che nacque dopo, nel 1949, la Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, seppe benissimo vedere. Seppe benissimo vedere perché anche se le differenze tra i popoli tedeschi sono inferiori alle differenze tra i popoli italiani, ebbene vengono riconosciute ampiamente da questo bel testo di dottrina non paragonabile alla Costituzione italiana, che è un testo pessimo, vengono riconosciute dai legislatori, dai costituenti tedeschi, facendo tesoro degli errori compiuti dagli italiani, perché la Costituzione tedesca entrò in vigore un anno dopo e passa rispetto alla Costituzione italiana. Quindi seppero fare tesoro degli errori. E la Repubblica Federale Tedesca ancora si mantiene in una forma almeno parzialmente federale, consente una prosperità, consente l'assenza di rapine fiscali come quella che lo Stato centrale opera costantemente nei confronti dell'Italia, nei confronti del Veneto, nei confronti della Lombardia, del Piemonte, delle poche regioni produttive che sono rimaste in questo cimitero. Quindi questi sono tutti materiali di riflessione. Lo storico guarda al passato e quindi in qualche modo è il contrario del politico. Il politico deve sapere guardare al futuro, ma non al futuro immediato, non alle prebende che vengono dai consigli regionali, non ai furti che vengono fatti ai danni dei veneti, non alla ricchezza immediata di un'elite di criminali che riesce addirittura a sostenere che gli imprenditori veneti si suicidano perché non hanno l'etica dell'impresa. Io quando sento queste cose mi vergogno profondamente di essere nato in Italia nel 1963. Io mi vergogno profondamente che esista una classe politica così mostruosa, così immorale, così priva di rispetto per la persona umana. Questo non l'ho mai visto nei miei 52 anni di vita. Viviamo nel degrado. La battaglia, quindi i relatori di questa sera parleranno di aspetti economici dell'indipendenza del Veneto, quanto sarebbe più ricco il Veneto se fosse staccato da questo corpo moribondo, se non già morto. È un aspetto essenziale, senz'altro molto importante. Io penso all'aspetto morale, perché il degrado in cui noi viviamo è un degrado morale, è un degrado prima di tutto morale, è un degrado di istruzione, è un degrado delle scuole di ogni ordine e grado, che si vuol dire di ogni ordine e grado, perché non esiste più la scuola, non esiste più l'università, si è tutti dei burocrati che compilano moduli e non hanno più creatività. Quindi il vero indipendente che dobbiamo collocare nella storia dell'Italia nata meno di 70 anni fa
anche per il nostro piacere, in un certo senso. Io mi vergognerei ancora di più se fossi un suddito del Regno d'Italia, mi vergogno già largamente di essere un suddito della Repubblica. Quindi sarebbe, perché davvero quello fu un momento abominevole, e se costretti dalle circostanze ai Veneti fu chiesto di aderire o meno al Regno d'Italia, e costretti non solo dalle circostanze ma dalla violenza dissero di sì, ora noi dobbiamo tornare su quei passi, considerare l'illegittimità di quel plebiscito, non solo perché condotto in maniera truffaldina e violenta, ma perché sanciva l'aderenza del Veneto e di Mantova a un'entità di Stato, un'entità statuale che non è la Repubblica Italiana, perché vi sono troppe differenze tra il Regno d'Italia e la Repubblica Italiana perché si possa considerare un legame di questo tipo ancora vincolante. Sono due entità di Stato totalmente diverse. Lo storico per professione guarda al passato, ma il passato come uno specchio si riflette il futuro. Quindi io ora cedo la parola al prossimo relatore, che probabilmente sarà, non so, l'avvocato Fogliato, che dovrebbe essere un avvocato molto importante, anche uno storico, che conosce profondamente la storia di Venezia, ma vi lascio con questa riflessione. Noi apparteniamo a una Repubblica giovane, instabile, che non è riuscita a darsi l'assetto che avrebbe dovuto darsi, che invece la Germania si è data, già nel nome. La Germania è nata come Repubblica Federale Tedesca, l'Italia aveva questa grossa chance dopo la seconda guerra mondiale di darsi un assetto federale. Ha mantenuto un assetto centralizzato, fascista, nonostante vi fossero stati ampie grida sia da parte della sinistra, sia da parte della destra liberale, sia da parte di partigiani che erano di sinistra, addirittura di estrema sinistra, sia da parte di Luigi Einaudi, che fu il presidente, l'unico illuminato che abbia mai avuto l'Italia. Abolizione delle prefette, abolizione delle province, concessione di maggiore autonomia locale. Furono solo concesse queste risibili statuti di autonomia che non sono neanche applicabili. Quando vi raccontano la fandonia mostruosa dell'autonomia, queste persone che sono truffaldine come quelle che ho nominato prima, non vi dicono che gli statuti di regioni come Sicilia e Sardegna prevedono già un'assoluta autonomia fiscale, una giurisdizione totale sulla fiscalità che potrebbe rendere indipendenti, ma nel momento in cui viene applicato solamente un pochino così, interviene lo Stato centrale con la Corte dei Conti e blocca ogni possibile iniziativa. Quindi sono autonomie fasulle, anche le 5 regioni autonome italiane gli è stata data un'autonomia fasulla. Il fatto che si sia ribadito la centralità, uno Stato centralizzato sul modello giacobino francese addirittura del 1792, figuriamoci, in una Costituzione del 1948, ha condannato a morte l'Italia. Allora, siccome non ci interessa niente che l'Italia muore, non vogliamo morire noi di fame, di stenti, oppressi da un sistema fiscale mostruoso, io mi auguro sinceramente che l'indipendenza trionfi, che trionfi l'indipendenza veneta a queste regioni, a queste elezioni, e che poi si crei una costituente veneta e i veneti riprendono in mano la propria sovranità, ma per dirlo in maniera semplice, riprendono in mano la propria vita, possono sopravvivere e prosperare come hanno fatto in passato. Grazie.